obiettivo molto importante è quello di dare maggiore efficienza alla pubblica amministrazione e a coloro che lavorano nell'ambito della pubblica amministrazione, quindi coinvolgeremo i settori dalla formazione al lavoro, all'istruzione, alla cultura, allo sport, al terzo settore, con l'obiettivo di dare la formazione che serve ad avere una pubblica amministrazione più efficiente, ad avere una maggiore internazionalizzazione e una maggiore efficienza amministrativa. Questo è un intervento coprogettato, nel senso che vogliamo che la formazione che faremo, parliamo di formazione in senso molto ampio, sia coprogettata dalla Regione insieme con i soggetti appunto della pubblica amministrazione che ne usufruiranno, e quindi una coprogettazione mirata per dare poi una risposta più efficiente ai cittadini, che è quello che si aspettano dalla pubblica amministrazione in Veneto.